Ciao Rosaria, uè, ti ho chiamato per darti la grande notizia. Mi sono iscritta in palestra. Perché? Se tu avessi 50 anni come ce l'ho io, se tu avessi i primi sintomi della menopausa come ce li ho io, e se tu avessi la mia corporatura, non me lo chiederesti il perché, no? 50 anni sono gli anni della svolta, il giro di boa, Rosaria, e o ci arrivi col fiato e con le gambe, oppure arriva, non ci torni più. Te lo dico io. I medici dicono che a 50 anni il metabolismo rallenta, lo sai, il metabolismo si ammoscia e quindi il corpo cede alla forza di gravità. Madonna, tu capisci la forza di gravità? Il mio corpo. E che diventa? Un soufflé sgonfiato. No, 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 qui bisogna rimediare subito. O si migliora adesso o non si migliora più. No, ma quale estetica? Ma chi parla dell'estetica? Io a quello ci ho rinunciato anni fa. No, no, Rosaria, io ho deciso di puntare tutto sulla bellezza interiore, ai miei organi interni. Lo sai che mi sono regalati per i primi 50 anni? Mi sono regalato un check-up completo. Risultato? Il colon sta bene, è un po' irritato, dicono i medici. Ma che vuoi, con lo stress della vita moderna? Il pancreas e la milza, no, il pancreas e la milza stanno ottimamente, ben in salute, mi danno un sacco di soddisfazioni. Il fegato è grande e grosso, ma tu capisci, con quell'elemento che mi ritrovo vicino, mi stupisce che non sia ancora schiattato. E il cuore è ballerino invece, sì, il cuore è ballerino, va a braccetto con il colon, quando il primo si irrita e quell'altro batte un colpo. È lo stomaco che mi dà un sacco di problemi. È diventato un pozzo di San Patrizio, lo sa? Non si riempie mai. Sì, figurati. Sì, ma figurati. Ma no, anche perché la verità, ti devo dire la verità, io mi guardo allo specchio, ma tutto sommato io non mi vedo mica poi tanto fatta male, sai? Io a mantenermi così ci metterei la firma, che poi verrebbe una firma molto bella, di un rosso vivo e lucido, come solo un colesterolo che supera i 220 sa dare. Chiaro, sa? Sì, vabbè. Dai, mo ti lascio perché devo partire. Ciao.